Il Comune di Nuoro, su input dell'Assessorato Comunale alla Cultura, ha deciso di riaprire lo sportello del Suffizio de Salim Basarda, un'iniziativa resa possibile utilizzando i finanziamenti della legge 482 del 1999, norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche e storiche. Ne dà notizia l'amministrazione comunale di Nuoro. Il programma di riavvio dell'attività prevede che ogni giovedì per 2 ore, dalle 16 alle 18, un'operatrice sia a disposizione dei cittadini, delle istituzioni e delle associazioni che intendano ottenere informazioni sulle attività proposte dallo sportello presso il centro Europe Direct del Comune di Nuoro in via Manzoni. Tra le attività in programma, spiega la nota dell'amministrazione, è previsto un corso di lingua e cultura sarda, rivolto ai giovani e agli adulti che abbiano l'interesse a scoprire o approfondire la storia linguistica, culturale e sociale della lingua sarda e l'evoluzione che questa lingua ha avuto attraverso i secoli fino ad arrivare ai giorni nostri. Inoltre, spiega l'assessorato alla cultura, tra gli eventi da programmare, l'operatrice del Suffizio de Salim Basarda si occuperà sia della realizzazione di laboratori ludici e progetti didattici rivolti ai più piccoli, dai 3 ai 10 anni, sia a pianificare con i docenti che fossero interessati percorsi CLIL in lingua sarda. Il tutto rendendosi disponibile anche a intervenire all'interno delle scuole per delle collaborazioni mirate con le istituzioni scolastiche e cittadine di ogni ordine e grado.